Maestro Nereo Luigi Dani è un musicista e docente esperto del repertorio rinascimentale e barocco, è un polistrumentista e tra gli strumenti ricordiamo la chitarra, la viola da gamba, il violone, il Renaissance Lute, il Baroque Guitar e la vihuela. Si diploma presso il Conservatorio Musicale Pollini di Padova con vari strumenti, esegue concerti in varie parti del mondo in qualità di solista e sia come esecutore in formazioni cameristiche orchestrali di rilievo. Nell'86 fonda il Centro Culturale Musicale Niccolò Vicentino che divulga la musica rinascimentale, barocca e classica. Nel 1990 dirige un corso di alto perfezionamento, l'European Community Baroque Course, e nel 1992 riceve la targa d'argento dall'onorevole Oscar Luigi Scalfaro. Attualmente insegna presso il Conservatorio Musicale di Stato Scarlatti di Palermo e tiene vari stage di perfezionamento in istituzioni universitarie europee ed americane. E diamo subito il benvenuto al nostro ospite Nereo Luigi Dani dalla splendida cornice del Parco Letterario Caos. Qui si respira veramente aria pirandelliana. Salve maestro, innanzitutto e benvenuto. Molto gentile, buonasera. Buonasera. Allora, come accennato poc'anzi nella scheda introduttiva, lei è un polistrumentista. E la domanda sorge un po' spontanea: con quale strumento ha avuto il primissimo approccio? Il primo approccio è stato il liuto, che è uno strumento usato nel Cinquecento, il liuto rinascimentale. Poi un po' alla volta mi sono avvicinato ad altri strumenti della stessa tipologia, la chitarra e dopo con la viola da gamba, il violone e tutti gli strumenti similari al liuto, quindi la tiorba, il chitarrone, l'arciliuto, tutti gli strumenti antichi. Come chitarrista ha avuto fin da subito tanto successo a livello nazionale e internazionale. Perché poi c'è stato questo cambio di rotta verso un repertorio particolare, antico, quasi di nicchia? Beh, lì molto contano gli incontri che si hanno nella vita. E la persona chiave è stato un mio docente, un docente di Trieste, Bruno Tonazzi, che mi ha fatto capire che ero particolarmente dotato per alcune tipologie di strumenti e anche di repertorio, e lui mi ha spinto ad iscrivermi ad alcuni corsi, prima a Ginevra, poi a Basilea, poi a Vienna, e un po' alla volta sono riuscito a capire che la mia strada era un po' il repertorio musicale del 500-600, del 700. Si è diplomato presso il Conservatorio Pollini a Padova. Come ricorda quegli anni? Beh, anni molto particolari, anche perché la chitarra in quel tempo era uno strumento non ancora ordinario e contemporaneamente in quel periodo finalmente l'allora governo Craxi riconobbe la legge dell'ordinamento dello strumento per tutti i conservatori italiani. È stato lì il momento chiave un po' per tutti i chitarristi italiani. Lei ha notato che comunque c'era questa grande mancanza negli istituti di formazione, quindi ha fatto molto per aiutare comunque questo strumento a divenire qualcosa di fondamentale poi nella scuola. Beh, lì la fortuna è stato che l'allora sottosegretario viceministro era Zoso, che aveva a cuore alcune tematiche che riguardavano appunto i conservatori italiani, e mi coinvolse al punto che io scrissi il disegno di legge che poi il governo d'allora approvò e riconobbe inizialmente prima la chitarra e poi anche percussione, flauto traversiere barocco, tutti gli strumenti antichi, liuto, flauto, diritto e didattica della musica. Fu la svolta per i conservatori. Una grande conquista. Una grande conquista, sì. Tanti sì. debbono a lei questa... Lo devono un po' a tutti, perché era, come si può dire, una richiesta che veniva da tutto il mondo accademico. Questo. Ecco, a me piace fare sempre dei salti particolari, pindarici, parlare di musica, ma parlare anche di diverse cose che fanno parte poi del background del nostro ospite. Io ho scoperto che lei ha studiato anche psicoanalisi.
Come ha influito poi nel corso della sua carriera questo studio che poi insomma ha accantonato, perché poi si è dato completamente alla musica, però sì, ogni tanto sì, riemerge? sì. Riemerge perché fa parte del tuo bagaglio culturale e del tuo sentire anche. E lì è stato anche questo, come tutte le cose, io penso nascono in modo molto casuale, no? Nella nostra vita. Ci si innamora poi di questa disciplina perché è una Però disciplina... l'ha scelta inizialmente, l'ha scelta però poi ha capito che non era No, la no, cosa no, non è principale. che l'ho slacciata, dopo devi fare una scelta nella vita, o fai il musicista a livello internazionale e quindi devi mantenerti esercitato, perché devi fare delle scelte davvero ponderate, oppure fai la scelta di fare il medico e fare quindi lo psicanalista, quindi, cioè devi fare, non puoi prendere in giro le persone e stare in tanti piedi in tanti posti, è una situazione un po' delicata. Sarebbe quasi Sì. impossibile Però conciliare. l'importante è quello che noi acquisiamo, no? Ed è quello che un po' io dico che dico ai miei allievi e mi è stato detto quando ero io allievo a suo tempo. È importante approfondire il più possibile e non fermarsi mai alla prima acquisizione. Quindi ciò che dopo noi impariamo ha sempre una svolta positiva verso noi stessi ma verso anche gli altri. Questo è. Effettivamente nell'insegnamento poi al conservatorio capita qualche volta di pensare alla psicoanalisi e dire ci picchia, meno male che ho studiato quella branca perché comunque adesso mi serve in modo concreto. Essere un didatta, al di là che io insegno in conservatorio, richiede un'attenzione allargata al 100% a tutto campo verso chi ti è di fronte. Viene naturale approfondire certe tematiche psicologiche, perché questo anche fa parte del nostro lavoro. Agevola molto quindi. Nel mio caso ha agevolato moltissimo, ma è stato del tutto naturale anche rispetto a quello che ho avuto come esperienza con gli allievi. Insomma. Questo non vuol dire che si entra nel merito del condizionamento dell'allievo, è proprio il contrario, c'era ancora più rispetto. Cioè, non è che ci si agevola di queste conoscenze, si ha grande rispetto. Sicuramente è l'arte che si piega alle scienze. Certo. Io vedo qui quest'oggi questo bellissimo strumento particolare, la vihuela. Sì, io oggi ho portato questo, non ho portato nel violoncello. Come mai hai scelto proprio questo tra le innumerevoli scelte, diciamo, è strumentali? Una sciocchezza, ma perché questo è stato anche uno strumento che ha dato vita alle corti siciliane d'allora, aragonesi, anche lo sviluppo della cultura musicale in Sicilia, visto che quel 500 la Sicilia faceva parte del Regno delle Due Sicilie, quindi il Regno aragonese. No? Quindi questa musica 500 e 600 siciliana quali evoluzioni poi ha portato? Intanto diciamo una cosa, che solo nel Regno delle Due Sicilie questo strumento è in Spagna naturalmente, viene usato e quindi è estremamente importante. È rilevante, perché i compositori che hanno scritto per questo strumento sono veramente, come si può dire, sono la crema del Cinquecento e sono il connubio di tutti gli studiosi del periodo. E Carlo V l'imperatore Carlo V fu proprio l'innovatore da questo, cioè riuscì a portare un punto di riferimento importantissimo, cioè diede una svolta a quella che era la cultura francese, olandese. Quindi parliamo proprio del mecenatismo. Certo, siamo a livelli veramente altissimi. Noi adesso vorremmo un po' sentire qualcosa e penso anche al nostro pubblico. Certo. Noi come al solito non concordiamo niente, quindi è il nostro artista che sceglie il brano e poi presenta. Ma ho scelto un brano, adesso l'abbiamo scelto insieme, si può dire, no? Di Narvaez, Luis de Narvaez, del 1538, è una fantasia e si basa sul contrappunto a due voci.
ed è molto interessante. La tematica è che lui ha ripreso, proviene da un mottetto di Jacques Desprez, molto amato da Carlo V come compositore, quindi la scuola fiamminga. Bellissima questa musica, veramente ci porta in un altro periodo così veramente suggestivo. È una musica di nicchia oppure i giovani cercano anche di accostarsi a questo genere? Se dovessimo tener conto di quella, come si può dire, di tutta la letteratura musicale che è uscita dagli anni 60 in poi, la gran parte, direi un buon 80%, delle musiche scelte dai Beatles, dai Led Zeppelin, dai Rolling Stone, dai Jethro Tull e via, dai Cream, da chiunque, e gran parte di questa è musica del 5 e del 600. Quindi cosa vuol dire questo? Che questi musicisti avevano una grandissima preparazione. Assolutamente, quindi anticipa anche la mia domanda, quali altri generi musicali ama che non... Ah beh, assolutamente il rock, è ovvio, perché cioè, sarei lontano dal mio, come si dice, dal mio secolo, sarei lontano da tutto, soprattutto dalla credibilità odierna, cioè, è naturale che queste espressioni sono estremamente importante. Quello che ci hanno dato i compositori che ho nominato prima e da molti altri, con Jimi Hendrix ed altri, sono cose di un livello molto bello, altissimo. Insomma, sentirlo da un grande professionista come lei, anche perché tanti ghettizzano tantino la musica spesso. Allora se ami la classica, il rock, il metal piuttosto... Ma non esiste, cioè, esiste la cultura, no? E che noi tra virgolette la chiamiamo così classica, ma di fatto la cultura è cultura, non è che è cultura di un periodo, dell'altro, e quindi c'è sicuramente una non può una trasmigrazione, cioè, dall'altra. Certo, è ovvio, sì. Nel corso di questi anni ha avviato tante formazioni importantissime, formazioni europee ma anche formazioni in America. Facciamo una breve carrellata di tutte queste formazioni, di come riesce comunque a gestire questi impegni comunque veramente diciamo che negli ultimi anni ho rallentato un po' per altre cose, anche perché mi è nata la bambina e quindi necessariamente ci si deve concentrare anche sul Sì, privato. assolutamente, anzi. Sono mesi che siamo dietro il maestro. Sì, ma finalmente ce l'abbiamo fatta. Sì. Io penso che per l'Italia, per il nostro paese, gli anni più importanti siano stati il 91, 92, 93. Perché? Perché a suo tempo il Parlamento europeo diede la possibilità ad un'associazione riconosciuta dal Parlamento europeo, che è il Centro Culturale e Musicale di Niccolò Vicentino, di avviare un corso di perfezionamento di musica antica in Italia.
Teniamo conto che era un corso con 800 ore di formazione annuali, quindi stiamo parlando di una cifra alti livelli, considerevole. Perché questo? Perché lì si ebbe la possibilità di avviare i piani formativi di tutti gli strumenti che a quel tempo, ancora nei conservatori, alcuni non esistevano, e in altri ancora i corsi stessi non erano avviati compiutamente. Ecco, da quel momento in poi in Italia cambiò tutto, e cambiò cosa? Che finalmente anche in ambito internazionale riebbe quella dignità che purtroppo aveva perso, cioè, anche perché un buon 70% dei compositori del 500, 600, 700 sono soprattutto di scuola italiana. Quindi lei nell'86 ha fondato, appunto, ricordiamo ai nostri, al nostro Nell'86 pubblico, Niccolò Vicentino, sì. questo centro culturale musicale Niccolò Vicentino, che comunque negli anni poi ha dato tantissime soddisfazioni Certo. per il E suo poi nel lavoro. 91-93 si ebbe appunto l'occasione di far partire questi corsi riconosciuti dal Parlamento europeo, e la sede addirittura dell'orchestra barocca della Comunità Europea ebbe ospitalità nella sede del corso, quindi Stiamo parlando del corso European Community Barocco Orchestra, Course, sì. finanziato, appunto, come diceva, appunto, dalla Comunità Europea, e nel 92 arriva un'altra bella soddisfazione, che è quella che la targa d'argento da parte dell'onorevole Luigi Scalfaro. Cosa può raccontarci di questa esperienza? Beh, lì fu molto emozionante, perché l'allora presidente della Comunità Europea segnalò al Presidente della Repubblica Italiana l'importanza di questo evento nel contesto europeo, di questa scuola, e fu proprio iniziativa del Presidente della Repubblica segnalare e premiare l'associazione per l'impegno che aveva adoperato per dare avvio a queste imprese. Per quel tempo fu davvero un'impresa. Assolutamente, Sì. un'impresa che ha portato poi buoni frutti. Ci diede veramente una grande soddisfazione. Bene, io insomma penso che un altro brano Sì. ci starebbe bene. Molto volentieri. Grazie. Ve ne farò uno di molto delicato. E noi amiamo la delicatezza, specialmente Molto in questo delicato luogo. questo. Siamo vicino alla casa di Pirandello, quindi. Ah, certo, qui è meraviglioso. Di Esteban Daza, siamo sempre a metà del 500, verso il 1550, di anonimo, ma Esteban Daza lo trascrisse.
Fantastico. Grazie. Allora, tante pubblicazioni a livello proprio di CD musicali, insomma, mi viene da pensare all'oratorio Le Davidi di Alessandro Scarlatti. Come nasce questo? Questo è bellissimo, fu davvero meraviglioso questo. Nacque perché Monsignor Pepe, delegato del Vaticano, chiese che venisse eseguito di nuovo questo oratorio che era stato scritto per il Giubileo del 1700 e incaricò l'allora cardinale Ratzinger, è stata veramente una cosa meravigliosa, a contattarci per il Giubileo e per farlo eseguire appunto a Roma a suo tempo. Nacque così, dopo è chiaro noi l'incidemmo perché l'opera era davvero di altissimo livello. Forse uno dei più bei CD, perché ne ho davvero registrati moltissimi, a cui più tengo appunto perché anche per il valore anche per il valore proprio emotivo. Quindi invitiamo i nostri ascoltatori una cosa anche meravigliosa. Dopo 300 anni si ebbe l'occasione di risentire in musica questa parte della cultura, insomma, italiana, in cui Scarlatti fu davvero uno dei protagonisti. Un grande protagonista che ancora oggi influenza la nostra musica. Il Conservatorio di Stato di Palermo da qualche mese si chiama, non è più Bellini, ma è Alessandro Scarlatti. E quindi qual è il significato profondo di questo? Finalmente si è dato dignità a un musicista che era nato a Palermo e che portò Palermo all'auge in tutta la comunità internazionale. Insegna da tanto a Palermo? Dal 2009 sono. Insomma, una bella realtà. Sì. Provenivo dal Conservatorio di Verona e sono venuto per mia scelta proprio qui. Come mai? C'è il richiamo delle radici, un'esigenza di cambiamento? Mi sono innamorato della Sicilia, semplicemente quello. Sì. Della nostra Sicilia. Se dovesse andare su un'isola deserta, quali dischi porterebbe? 3 dischi. Mamma mia. Riflettiamo. L'arte della fuga, assolutamente. Poi porterei un'opera di Righetti, che è un compositore contemporaneo, e mi porterei una bella selezione delle opere di James Taylor. Ecco, ci piace non poco. Sì. Quindi il maestro Narodani, se non avesse fatto il musicista, avrebbe fatto lo psicanalista, oppure quale altro lavoro poteva essere nelle sue corde, per restare in tema musicale? E io penso che il contatto con gli altri sia fondamentale, no? Cioè ognuno di noi dopo sceglie un lavoro e che lo anima è la rapportazione che ha con gli altri, quindi molto probabilmente, non so, avrei scelto di fare il medico o sicuramente qualcosa che riguardasse la comunicazione con gli altri. Il medico aiuta, diciamo, certo, la gente nel campo appunto della salute, ma anche la musica, c'è una bella scienza che si chiama la musicoterapia, mi pare che voglio dire, di fondamentale importanza, anche rispetto ad altri approcci. Sì, anche qui in Italia si stanno formando delle scuole molto, molto importanti, anche, dobbiamo dire che all'estero già da parecchi decenni, in molte facoltà di medicina, sia in Francia che in Germania e anche in Inghilterra, già da più di 20 anni fanno i corsi di musicoterapia e sono medici veri e propri che hanno anche questa possibilità di fare di integrare sì, la loro preparazione anche con questa nuova disciplina. Però in Italia forse siamo tantino l'Italia indietro. purtroppo ha fatto altre scelte, ma si stanno ravvedendo. Cioè, io penso che fra qualche anno anche nelle nostre facoltà saranno avviate a livello
di corsi di triennio e specializzazione di biennio anche su questa disciplina. Speriamo bene. Sì, sì. E ritorniamo a conversare con il nostro splendido ospite che è il maestro Nereo Luigi Dani. Parliamo di musica ma anche di tanti altri argomenti. Siamo sempre qui presso il Parco Letterario Caos, vicino alla casa natale di Luigi Pirandello. Allora, maestro Dani, da qualche anno vediamo questi talent, insomma, che sfornano tanti ragazzi che cantano, suonano diversi artisti. Cosa pensa di questo successo un po' facile, direi? Alcuni sono di grande valore. Non si può non considerare l'offerta formativa che fa, per esempio, Amici. Perché lì è proprio una full immersion. Lì si può dire di tutto, però certo che i ragazzi sono davvero motivati e l'offerta formativa a cui sono sottoposti è di sicuro livello. C'è anche la competizione poi interna, quindi sì, si però creano io guardo meccanismi. l'apparato formativo, quello è molto delicato, perché bisogna stare sempre molto attenti. Non so se lei voleva rivolgermi la domanda No, direttamente non era su nello questo. specifico, Io guardavo era... il bicchiere mezzo pieno, Ecco. no? Più che quello mezzo vuoto. Cioè, Perché a volte... per i giovani ci sono varie occasioni e direi che in Italia ci sono varie accademie riconosciute, statali, anche private, ma di altissimo livello, e Amici è riuscito ad arrivare a quel livello, secondo me. Se poi per talent guardiamo altre cose... Perché ce ne sono certo di diversi. Io penso che quelle sono più che altro occasioni che i ragazzi possono avere, ma si ferma sull'occasione di quello che loro stessi possono dare. Non viene richiesto altro. Sì, infatti nasceva dallo spunto che spesso vediamo comunque un pochino di penuria di qualità, perché comunque il ragazzo più commerciale, tra virgolette, va avanti, fa il disco, lo passa nel radio, mentre quello magari preparato che non è così commerciale, magari penso ai cantautori del passato, quindi non hanno la stessa vetrina. Beh, io penso che anche i giovani, che non sono sciocchi, sono molto intelligenti, quando si avvicinano a un repertorio anche contemporaneo di musica leggera, chiamiamolo così, vanno sempre a parare su compositori di un certo livello e quindi si rifanno a musicisti che hanno avuto grande rilievo nella musica della canzone italiana, che poi quel rilievo l'hanno avuto anche a livello internazionale. Quindi se non vanno da Mina vanno a Gino Paoli, vanno a Paolo Conte, cioè quelli vanno a Guccini, vanno a Battisti. Ma quando parliamo nominiamo queste persone, vanno Lucio Dalla, mi dispiace, non ho tempo, ne direi a centinaia, ma si tratta di realtà di estrema rilevanza. Quale consiglio darebbe a un ragazzo o una ragazza che vuole intraprendere una carriera musicale classica come la sua? Di andare a un talent quando hanno qualcosa veramente da proporre, ma non andare se sono insicuri o ancora non c'è riescono, la maturità sì, adatta. ma non è tanto la maturità, è quella se non sai offrire qualcosa, ma vai solo per copiare qualcuno lo porti là, allora stai a casa tua, non ha senso. Certo, se solo per una mania di egocentrismo. Certo. Sono pure illusioni queste. Assolutamente. Questo è il pericolo, purtroppo, sono le illusioni. Però io vedo che ho avuto modo di notare che talenti ve ne sono comunque, e lì si vede la qualità, certo, poi si il fruitore recepisce la sente. E non è mai casuale che poi queste persone abbiano un futuro. Perché? Perché i maestri principalmente sono loro se stessi ed è lì che vedi la tenacia e la costanza di queste persone che dimostrano che la serietà e anche il loro modo di apportarsi verso la vita la rendono come se fosse una vera e propria disciplina, quindi cioè non guardiamo
non siamo troppo, come si dice, bigotti su certe cose. Certo, anche perché i tempi cambiano e I dobbiamo tempi cambiano, anche ma abbracciarli la così sostanza come sono. la dobbiamo sempre riconoscere, se no allora non riusciamo a capire che c'è un'evoluzione. Assolutamente, io amo tantissimo commentare delle frasi di grandi artisti assieme alle mie ospite. Allora oggi ho scelto 2 frasi, la prima è: la musica aiuta a non sentire dentro il silenzio che c'è fuori, e questa è di Johann Sebastian Bach. E la seconda è: la musica è una rivelazione più alta di qualsiasi saggezza e di qualsiasi filosofia. Questa è di Beethoven. Sì. Quale sceglie? Quale sente nelle sue corde? Beh, caspita, è come scegliere tra Narciso e Boccadoro di Hermann Hesse, no? Cioè, Può fare solo una scelta. Quindi. infatti, è chiaro che si tenderebbe sempre a scegliere la prima, che è Narciso, no? Quindi, Quindi la musica aiuta a non sentire dentro il silenzio che c'è fuori, C'è scegliamo fuori, sì. questa. In effetti a volte la musica mette, diciamo, anche il silenzio interiore in un mondo così pieno di interferenze. Cioè, io volevo spiegare anche questo: per esempio quando scrivo, io scrivo con la musica di sottofondo che mi annulla tutti gli altri rumori. Sembra paradossale, però è così. ma se io dovessi pensare alla musica la penserei come preghiera. Non lo dico in modo, tra virgolette, cattolico, non c'entra proprio niente. Cioè, la musica è un linguaggio, ed è un linguaggio davvero universale, e va oltre, è l'unica lingua che in tutto il mondo si parla, che tutti parliamo. La musica nasce con l'uomo. La musica essenzialmente è un linguaggio, ed è un linguaggio anche molto interiore, che ci dà la possibilità di relazionarci anche con noi stessi, ed è un linguaggio davvero profondo, perché hai tutto lì, hai il cinestesico, hai il visivo, hai l'auditivo, c'è tutto, tutto l'universo nella musica, perché la percepisci. Quello che sa trasmetterti la musica non c'è nessun'altra Forma d'arte, forma penso. d'arte che riesca ad arrivare a questo livello, con tutto il rispetto. Quindi la Le musica discipline è che io arte. adoro moltissimo, in primis la pittura. Musica, arte, abbiamo detto anche preghiera, e anche uno stile di vita. Come Certo. influisce nello stile di vita di un artista? Beh, uno impara a essere rigoroso davvero, è una disciplina. Una vera e propria E disciplina. per andare avanti nella vita hai bisogno di ricominciare molte volte. È vero. Non E ogni devi mai volta è arrivare, una... sì. Mi ogni piace volta è una volta cioè io penso migliore. che Pascoli mi pare abbia detto che è bello ricominciare, è sempre bello ricominciare la vita, no? È importantissimo questo. E anche quello è il bello, la possibilità Sì. di rinnovarsi Certo. ogni volta. Ha girato e continua a girare tantissime città. Volgendo un attimo uno sguardo al passato, quali sono le città che ha amato, che lo ispirano anche per comporre? Beh, io adoro molto Parigi. Parigi penso che sia la città che più amo al mondo, perché per tante motivazioni, della mia crescita soprattutto, perché lì ho passato... È arte, cultura, magia. Sì, ma dopo ci sono anche le persone che incontri, le persone in cui ti innamori. Persone ci sono interessanti tante anche, cose, certo. che ti cambiano anche la vita, no? Perché gli incontri ti cambiano la vita, sono gli incontri. Se uno resta solo non... Pensavo al film Midnight in Paris, quello è Vero, veramente emblematico. Sì, verissimo. Quindi progetti musicali futuri, anche se so che tantissime cose. Beh, con bollono altri in colleghi pentola. abbiamo idea di riprendere in mano tutto il repertorio di Scarlatti e anche di compositori dell'area siciliana, e di metterli e di fare una buona produzione discografica. Questo è quello che mi aspetta nei prossimi 15 anni. Bene, assolutamente. Ci tenga aggiornati, insomma. Sì, così. sì, farò in modo, sarà un piacere anche. Allora, io amo chiudere con un brano sicuramente del suo repertorio, e anche con un'altra frase,
perché insomma ormai il pubblico mi conosce, amo insomma dare delle massime che riassumono tutto il nostro essere. Ho scelto questa frase che è di Oliver Wendell Holmes, medico e scrittore statunitense del XIX secolo. Fate un bagno di musica una volta o due alla settimana per alcune stagioni e scoprirete che fa all'anima quello che il bagno d'acqua fa al corpo. Prego, maestro Dani. Grazie. Allora, vediamo un po'. Ah, sì. Vi faccio un brano molto carino di Diego Ortiz. Che si intitola? Sono due risarcade, durano 2 minuti, non di più. E infatti Benissimo. abbiamo tutto il tempo. Volentieri. Il primo è un po' più adagio e il secondo rispecchia sullo stesso tono musicale e diventa una danza. È molto carino. Contrappunto, naturalmente. Prego. Grazie infinite, maestro Nereo Luigi Dani. Prego. Grazie al nostro pubblico per averci seguiti e vi do l'appuntamento alla prossima puntata, sempre qui a Shooting.